Ecco cosa farei se soffrissi ancora di cervicalgia. In questo video voglio dirti un po' la mia storia, cosa è servito per finalmente guarire da dolori al collo che duravano da 5 anni. Quindi se sei arrivato in questo video e stai soffrendo di dolori al collo, spero che la mia storia ti sia di ispirazione, che ti sia d'aiuto per dimezzare il tempo di guarigione e non farti girare a vanvera, perché molte volte la soluzione è già veramente lì davanti a noi e non la riusciamo neanche a vedere. Io ho dovuto aspettare 5 anni, 5-6 anni, ho dovuto prendere una laurea in fisioterapia per poi veramente dire questo è l'approccio giusto per persone che soffrono di cervicalgia. Non a caso oggi faccio questi video e divulgo quello che stai per vedere, stai per sentire in tutta Italia attraverso una piattaforma che è incredibile, YouTube, che mi sta aiutando immensamente a portare questo approccio a tutti. Non è un approccio che mi sono inventato io, voglio darti insomma delle soluzioni che ho provato su di me, non è quindi solo teoria. La differenza probabilmente tra questo video e quelli che vedi lì fuori è che molte persone che fanno video riguardo alla fisioterapia piuttosto che di medicina in generale è che sono persone che hanno studiato molto bene la teoria e anche la pratica, ma non hanno visto sulla propria pelle, non hanno sentito sulla propria pelle quei dolori. Non vuol dire ovviamente che ogni terapista deve aver sofferto di dolori, se in ambito diciamo di dolori fisici come cervicalgia, ma aiuta molto, non solo per l'empatia, ma anche per essere sicuri al 100% di quello che si sta dicendo, perché se l'hai provato tu, ha funzionato per te, ha funzionato per centinaia se non migliaia di persone al di fuori, vuol dire che qualcosa di vero c'è. E cercherò di essere il più onesto possibile e ovviamente queste parole ti daranno anche, ti metteranno anche forse dei dubbi, magari pensi che sia troppo bello per essere vero, perché l'approccio mio è un approccio totalmente diverso e forse è più facile rispetto anche ad altri approcci che mi hanno aiutato veramente 5 anni di cervicalgia a risolvere totalmente. Prima di tutto iniziamo dall'inizio. Intanto io mi chiamo Alessio Veneziano, prima di essere fisioterapista o terapista ero un paziente, io sono stato il mio primo paziente perché ho sofferto di dolori al collo per appunto 5 anni, te l'ho detto prima, ma prima della cervicalgia ho sofferto di pubalgia, la zona insomma dell'inguine, per 2 anni. Questo all'età di 16-17 anni dove mi sono infortunato in un allenamento calcistico, io volevo fare il calciatore, volevo vivere di quello, quindi mi allenavo veramente tanto ogni giorno per raggiungere un risultato. Il mio sogno era quello di arrivare alla Juventus, al Torino e a quel punto poi vivere di quello fino ai 30-35 anni. Invece ho dovuto, diciamo, tagliare questo percorso totalmente a causa di questo infortunio. Probabilmente non sarei mai arrivato a quei livelli, ma per me andava bene anche arrivare in Serie C. In quel momento ero nel semi-professionismo, quindi Serie D, che stava entrando in Serie C. Ma al di là di quello che sarebbe successo, ho lavorato molto su quel trauma del calcio, quindi ho lavorato molto su di me, sapendo però quello che ti sto per dire oggi, ovvero che tutti questi dolori, parliamo di questi due principali, erano dati da tanta pressione addosso, tanto conflitto interiore che avevo e sono arrivato a sapere tutto questo dopo ovviamente tentativi che sono i tentativi che hai fatto probabilmente anche tu, che avete fatto, che hanno fatto tutti, che stanno facendo tutti, ovvero della terapia manuale. Terapia manuale parliamo principalmente di massaggio, fisioterapia, rinforzo muscolare, mobilità. Sono andato quindi sul ramo principalmente convenzionale, sulla medicina convenzionale e poi sono entrato anche sulla medicina alternativa. Perché la medicina alternativa?
per me era la migliore medicina che potesse esistere lì fuori, perché tempo prima della cervicalgia cronica soffrivo già di altre problematiche, psoriasi, dermatiti, problematiche di pelle principalmente, che avevo cercato di risolvere da solo, perché il dermatologo non mi dava una mano, attraverso la nutrizione. A circa 18 anni, in quel periodo proprio che stavo male a livello sia di pubalgia che di problematiche di pelle, il non mangiare cibi processati, in particolare anche la glutine, mi aveva dato dei benefici. Quindi per me la soluzione era quella che la medicina alternativa mi stava dando. Oggi questa non è più medicina alternativa perché la nutrizione ci dice che i cibi processati non vanno bene, proviamo senza glutine, proviamo senza carne, ho provato veramente tantissime diete, la dieta vegana, la dieta carnivora anche, la dieta paleo, guarda, ne ho provate tantissime. La dieta solo magari crudista, ne ho provate tantissime. Nulla veramente funzionava, mi dava il primo effetto placebo e poi andava giù, cioè nel senso i sintomi ritornavano. Quando stavo studiando all'università in Olanda, a Groningen, ho studiato lì per 3 anni della mia vita fisioterapia. Finalmente, dopo vari viaggi, vari lavori che ho fatto in giro per il mondo, sono arrivato in Olanda e ho detto, senti, questo è l'opportunità della mia vita, posso diventare fisioterapista e in quel momento stavo già soffrendo di dolori cervicali. E mentre che studiavo mi stavo anche comunque formando in altri ambiti da solo, ambito nutrizionistico, ambito energetico, medico. Mi piace molto leggere, quindi mi piace molto informarmi sulla medicina, sono molto curioso, soprattutto sulle medicine alternative. Ora, cosa vuol dire medicina alternativa? Parlo di energy healing, cioè la medicina dell'energia praticamente. E qui ogni persona può dire sono cavolate, tutto non è vero, è tutta acqua sporca. E quando sono arrivato a un libro in particolare mi è stato raccomandato da un medico statunitense che si chiama Andrew Weil, molto conosciuto negli Stati Uniti, e lui studiava già la medicina alternativa, metodi un po' anticonvenzionali, no? Come il ritornare a stare bene attraverso l'uso di piante medicinali o funghi non allucinanti, non parlo di magic mushroom. La nutrizione principalmente, no? Quindi studiando il suo approccio, in una sua intervista aveva detto che un suo amico o conoscente era guarito totalmente leggendo il libro di un certo dottor Sarno. Ha detto anche il titolo che si chiama Healing Back Pain Without Exercise. Io studiavo fisioterapia, puoi immaginarti cosa ho pensato quando ho sentito di questo dottore fisiatra all'epoca, perché è mancato adesso, che raccomandava ai propri pazienti una terapia educativa, che oggi chiamiamo Pain Neuroscience Education. E la terapia educativa era quella di capire come le emozioni potessero creare, quelle represse, potessero creare contrazioni muscolari e quindi mancanza di ossigeno in quei tessuti che creano poi dolore. E attraverso l'espressione quindi di quelle emozioni represse il dolore sarebbe svanito. Queste emozioni non solo nessuno sapeva che erano la radice ovviamente di questi pazienti, ma nessuno sapeva neanche come fare per esprimere queste emozioni. In realtà la cosa migliore per esprimere queste emozioni, secondo il dottor Sarno, era semplicemente portarle alla coscienza, la consapevolezza. Da lì, infatti, oggi ho scritto un libro, pochi mesi fa è uscita la nuova edizione, Il potere della consapevolezza, dove spiega tutto questo percorso che ti sto per dire oggi. Quindi le emozioni, nel mio caso, le mie emozioni erano represse, ero molto arrabbiato da piccolino, ero
non so perché veramente, magari erano cose passate dalla famiglia, passate da magari vite passate, chi lo sa, quando ho capito appunto che non c'era veramente un danno nella mia cervicale. Ovviamente la zona della pubalgia poi è guarita, guarda caso, mollando quella carriera, e dopo 2 anni insomma che andavo avanti con cure, prima di poi fare dei viaggi all'estero, eh, la pubalgia è totalmente poi guarita da sola, quindi ho dovuto mollare la presa, e qua ti fa capire che mollare la presa per me era mollare il controllo di diventare qualcosa che non riuscivo a diventare, ovvero il calciatore. Quindi cosa farei fossi in te adesso se soffri di cervicalgia? È quello che ti sto per dire. Ovvero il primo passo è quello di capire che non c'è nessun danno strutturale al tuo collo, anche se soffri di ernie o protusioni o qualsiasi cosa che ti è stata detta a livello fisico. Cioè a livello fisico su una problematica sopra i 3 mesi non c'è un danno strutturale molte volte. Quindi per evitare questo, essere al 100% chiari e sicuri che non c'è nulla di strutturale, cosa puoi fare? Puoi fare una visita da un neurochirurgo e da un fisiatra. Ti faranno fare delle risonanze magnetiche, guardano solo quindi l'aspetto e il fattore biologico del tuo corpo. Se all'interno non si trovano tumori oppure altre problematiche gravi, di fratture per esempio, tu sei ok. Quindi lascia perdere a quel punto l'aspetto convenzionale della medicina e muoviti direttamente sull'aspetto, quello anticonvenzionale, diciamo, non convenzionale, della psicoterapia e della psicosomatica. Quindi a quel punto, avendo eliminato e escluse le problematiche strutturali, che quello è molto semplice da escludere, abbiamo tutte le diagnostiche possibili oggi nel 2025 per escludere tumori, per escludere infezioni. A quel punto andiamo a includere i fattori sociali e psicologici, che è vero, tutto parte dalla tua mente, tra virgolette, ma non è che il dolore è inventato, è proprio lì, lo senti. Quindi io eviterei tutte a questo punto le terapie, quelle fisiche, quelle che vanno ad aggiustare qualcosa a livello fisico, perché lì veramente vai a buttare troppi soldi, cioè stiamo parlando di in Italia dai 50 ai 100 euro a seduta, dipende da cosa fai, se fai acupuntura, se fai massaggio, se vai dal chiropratta, se vai dal fisioterapista. Eliminerei tutte queste terapie fisiche per arrivare a capire che i tuoi aspetti emotivi sono i preponderanti che stanno creando tutto. Come fai? Andrei a leggere il libro del dottor Sarno, Guarire la mente e curare il dolore, te lo puoi andare a vedere sul mio sito web venezianotherapy.com, da qualche parte trovi nel menu libri e te lo leggi. 2, ovviamente devo essere di parte, leggiti il mio libro Il potere della consapevolezza, dove ho messo diciamo il mio approccio condensato in 120 pagine e a quel punto, già solo leggendo questi 2 libri, avrai non solo un effetto placebo, perché ovviamente queste informazioni portano consapevolezza, che però l'effetto placebo cosa succede? Che dopo che sai queste cose ti senti meglio, ma poi i dolori vanno di nuovo in risalita, perché non hai implementato con la pratica quello che c'è da fare in più. Ho notato che un 70% delle persone ha bisogno proprio della pratica, cioè non solo di capire. Quindi nel libro noti o nei 2 libri, cosa sono le emozioni represse, come l'inconscio può portarti a protezioni del tuo corpo a livello di sintomi, cioè i sintomi devi capire che sono solo dei messaggi, non sono il problema. Quindi quando ti dico evita terapie passive piuttosto che farmaci o addirittura interventi chirurgici che sarebbero veramente gravissimi da poi andare a escludere un qualcosa di, cioè mettiamola così, sono molto invasivi e quindi è molto raro che un neurochirurgo ti vada a dire operiamo per una cervicalgia cronica, cioè è proprio assurdo, a meno che non ci siano stati dei traumi da impatto, un incidente stradale, ci sono stati
appunto delle fratture, il midollo osseo che viene toccato da un osso, cioè lì rischiamo della invalidità permanente, quindi ovviamente in quelle situazioni si va a fare, se c'è bisogno, un intervento chirurgico, ma il 99% delle persone non è qui perché ha subito un impatto da incidente stradale. Non sto parlando di colpi di frusta, sto parlando proprio di cose ancora peggiori del colpo di frusta, perché il colpo di frusta è semplicemente veramente diciamo, uno stiramento, mettiamola così, che ha portato a una contrazione, una protezione dei muscoli e delle articolazioni. Qua stiamo parlando di cose più gravi, quando ti dico trauma fisico da impatto, direi che c'è stata una frattura e c'è stato un impatto molto grosso che ha toccato il midollo osseo o poteva toccare il midollo osseo. Questo infatti è successo alla mia ragazza, dove per veramente qualche millimetro non ha toccato il midollo osseo. E soffre ancora tutt'oggi da problematiche di post-trauma, perché ha avuto un blackout totale durante il suo incidente che è successo con me in macchina nel 2022, poi magari qui si potrebbe fare un altro video solo su quello che è accaduto. Sì, ha comunque dei suoi sintomi ancora, ma sta molto molto meglio. Ora, senza andare troppo in altre situazioni, in altri topic, quindi ti stavo dicendo, abbandona la ricerca ossessiva di cure fisiche. Questo non mi ha aiutato, non ha aiutato nessuno dei miei pazienti e anzi porta ancora più sull'ansia. Questo non deve essere così. Guarda caso, questo è un sintomo quando vai a cercare ossessivamente un qualcosa che funziona per te, è che cerchi il controllo perché quello che senti, secondo te, uno è grave, due te lo devi portare tutta la vita e ti sta preoccupando perché ti elimina, non riesci a fare più le attività fisiche che volevi, semplicemente. Questo è quello che è successo a me, cioè io ho pensato com'è possibile che all'età di in quel momento 20-25 anni, insomma, che avevo durante questo periodo, com'è possibile che devo rimanere così con questo dolore? I miei dolori erano contrazione, che andava fino alla spalla, alla scapola, che andava verso la testa, a volte emicrania, avevo comunque provato varie cose che non andavano veramente a risolvere, cioè il dolore rimaneva sempre latente 3-4 su 10. Lavorando al PC per molto tempo, prima di fare il fisioterapista ero un informatico, in quel lavoro ho notato che comunque stare al PC con quella pressione, quella sensazione di irrigidimento non mi faceva focalizzare, non ero performante poi neanche a lavoro. Quindi le emozioni represse, questo è importante, capire bene cosa voglio dire quando dico emozioni represse. Nel libro del dottor Sarno ci sono 4-5, se non più, storie di persone, donne o uomini che hanno testimoniato, erano delle testimonianze vere di vita, di cosa succedeva in quelle situazioni di repressione. Capita molto questo, infatti, questi dolori quando si perde un caro, una madre, un padre, oppure un amico, c'è tanta repressione di tristezza che vuoi non vuoi viene somatizzata ed espressa così. Si ha proprio un vero e proprio trauma a livello del sistema nervoso. Il sistema nervoso inconsciamente va a proteggere e come lo può fare attraverso queste microcontrazioni che se vuoi o non vuoi chiamiamole rabbie, tristezza, paura, questo. Quindi abbandoniamo tutto ciò che non vada a dialogare con il tuo subconscio. Un massaggio non può dialogare col tuo subconscio se la tua concezione è io rimarrò sempre così, io sono storto, io penso che questa cosa me la devo tenere tutta la vita. La credenza è la prima miccia del cambiamento, quindi è importante credere che la tua situazione sia risolvibile al 100%. E quando ti ho detto al punto 1 di eliminare una problematica strutturale,
Guarda nel link in descrizione perché c'è un'autovalutazione dove ti dà una mano sul capire se puoi trovarti in una situazione che chiamiamo dolori primari o dolori psicosomatici o dolori nociplastici. Ti ho detto tre dolori: dolore primario, dolore psicosomatico, dolore nociplastico. È la stessa cosa. In Italia per troppo tempo non si è differenziato il dolore nociplastico dal dolore neuropatico. Infatti molte persone pensano che ci sia un danneggiamento nel sistema nervoso per quello che soffrono di dolore. Questo molte volte accade in fibromialgia quando mi dicono hanno trovato l'endometriosi, mi hanno trovato questo, mi hanno trovato l'altro. In realtà quelli sono conseguenze o comunque neanche conseguenze, quei ritrovamenti che troviamo nel corpo molte volte sono conseguenze o di un sistema nervoso ipersensibile o sono già asintomatiche, dovrebbero essere già asintomatiche, come delle ernie. Tutti abbiamo delle ernie nel corpo, quanti però hanno dolore? Pochi. Perché questo lo sappiamo? Perché lo sappiamo attraverso gli studi scientifici. Ovviamente tu non sai di quelle persone che hanno ernia ma non hanno dolore, perché nessuno gli ha fatto una scansione e pensi che se hai un'ernia automaticamente hai dolore. Questo non è vero, è assolutamente da escludere. Ecco perché un fisiatra, un neurochirurgo molto diciamo aperto di mente e che ha studiato la nuova neuroscienza ti direbbe la stessa cosa che ti ho detto io. Quindi ti ho detto capire che non c'è un danno strutturale, due, capire il legame tra emozioni represse e sintomi fisici. A quel punto, quando hai capito, ci sono poi delle pratiche che puoi fare, ma veramente la pratica migliore è quella di mettere in consapevolezza quelle cose che tu stai imparando. Ovvero, sento il sintomo fisico al collo, non vado a reprimere altra emozione, semplicemente penso, ok, cos'è che mi sta preoccupando in questi giorni o oggi stesso che sto reprimendo? Molto probabilmente sto reprimendo paura, della ansia, sto reprimendo delle cose all'esterno di me che voglio controllare, magari sono sotto esame o sto incavolato con la mia ragazza o con il mio ragazzo, non vado d'accordo con i miei figli, qualsiasi cosa, nota quella parte lì, porta alla consapevolezza e il sintomo, che quello era una sorta di miccia, una sorta di allarme, calerà, assolutamente, calerà, è così. E così è stato per me, molte volte che soffrivo di dolore al collo era perché non mi piaceva il mio lavoro. Quando ero in quella scrivania benedetta che stavo facendo un lavoro di informatico su una cosa che non mi interessava nemmeno per sogno, il lavoro di informatico, però ero lì 7-8 ore al giorno davanti al computer a rispondere a chiamate, ogni volta che sentivo questo cordless che squillava dicevo ma perché? Ma perché sono qua? Ma perché? C'era un grande conflitto e avevo paura di cambiare, come tu hai paura di cambiare adesso, magari dicendo ma io non posso cambiare lavoro, ma io non posso fare quello, ma non posso fare l'altro. Certo, io avevo 20 anni, potevo fare quello che volevo, infatti poi alla fine sono stato anche fortunato di avere questo problema in una parte della mia vita dove potevo cambiare quello che volevo, però non possiamo dobbiamo prenderci la responsabilità di quello che è il problema. Quindi non puoi coprirlo semplicemente dicendo, ma io ho la famiglia e allora io non posso cambiare la mia famiglia. Ma tu puoi cambiare la tua reazione, puoi cambiare e portare la consapevolezza a quei problemi attraverso proprio la cognizione. E qui voglio fare una piccola parentesi dicendo, quando ti dico che il problema è emotivo, non è necessario che tu pensi alle cose che non vanno bene costantemente per portarle alla consapevolezza. No, devi fare il link tra problema emotivo e problema fisico. Il problema fisico si può eliminare attraverso il link che quel problema fisico ha con il tuo interno. Facendo questo link, il sintomo cala. Ovviamente il problema emotivo poi rimane, ma quello è risolvibile anche questo, attraverso appunto la psicoterapia. A volte non avrebbe neanche senso risolvere quel problema emotivo perché già solo perché hai fatto questo link pensi ok, ho i problemi con il lavoro, ho i problemi con il mio ragazzo o ragazza, ok,
cosa posso fare? Prendo la responsabilità, o cambio o rimango uguale, o cambia qualcosa o rimane tutto uguale. E molto probabilmente dovrai cambiare qualcosa, quindi i cambiamenti sono da fare. Quindi andiamo sull'ultimo punto. Quello che farei è quello di ritornare gradualmente a muovermi. Io ho evitato tutto quello che mi dava problemi al collo, ovvero io ho subito un infortunio al collo, prima di tutto questo tragitto di 5 anni di dolore al collo è perché c'è stata una giornata in cui ho fatto una panca piana a palestra, avevo questo bilanciere e ho cercato di alzare forse di più di quello che potevo, ma in quel periodo bada bene che ero molto stressato e avevo già questa contrazione al collo e l'unico modo per me per sentirmi meglio era fare attività fisica. Quindi quando ti dico fare attività fisica non è perché ti devi allenare dal punto di vista come se fossi un atleta, ma è più un'attività fisica mirata alla consapevolezza dell'espressione e della ripresa di ogni movimento che avevi messo da parte. Ora lasciami bere un po' di cacao perché ti vado a parlare del resto. Prendo l'occasione per dirti, qua dentro c'è del cacao. Siccome qui in questo video non ho messo nessuna pubblicità, l'unica pubblicità che volevo fare è questa, Herbal Cacao. Qua dentro c'è mucuna e cacao. Mucuna pruriens si chiama così, è una sorta di integratore, la mucuna è un integratore indiano, mischiata col cacao crea insomma un bel blend, un bel mix. Perché Herbal Cacao? Perché l'azienda della mia compagna Sharon. Ti metto magari il link in descrizione perché questa bevanda ti dà un immenso beneficio in tutto il corpo, sia a livello diciamo mentale che fisico, perché ti aiuta se hai la pressione alta ad abbassarla, ti aiuta a reintegrare magnesio e sali minerali che in questo momento non riusciamo a prendere dalla nostra dieta e tante altre cose che potrei dirti ma andrebbero fuori dal topic del video di oggi, quindi ti lascio il link in descrizione perché qui in Italia abbiamo aperto il centro di distribuzione da pochissimo e quindi la spedizione è veramente bassa per tutti e quindi soprattutto da settembre del 2025 si abbasserà ulteriormente la spedizione perché tutti questi pacchetti di cacao, che il cacao non è cioccolato, vatti a leggere veramente il sito di Herbal Cacao perché il cacao non è cioccolato, è molto più salutare del cioccolato che ovviamente ha un sacco di roba processata all'interno, di zuccheri, e invece qua è puro e non è in polvere ma è proprio una sorta di, non te lo riesco a fare vedere adesso, ma è un blocchetto come se fosse proprio denso, ok? E non si può mangiare semplicemente così, si deve fare sciogliere con l'acqua o col latte vegetale. Ora tu non lo vedi, ma è liquido adesso. Quindi il ritorno gradualmente all'attività è essenziale. Non devi essere un atleta, non devi pensare che solo il movimento risolve tutto, perché è l'insieme, il link tra mente e corpo. Il lavoro sull'inconscio è un lavoro che premia. Come puoi lavorare sull'inconscio? Quando ti ho detto che ci sono delle repressioni a livello emotivo, sono repressioni inconsce. Quindi quando ti dico che c'è della rabbia, della tristezza, della paura, molto probabilmente tu non la senti all'inizio di questo percorso perché dici che strano, io penso di essere una persona molto, molto tranquilla, oppure magari sai che soffri di ansia, ma io non sapevo assolutamente che soffrissi di queste cose represse. Non l'avevo mai pensato fino a che ho detto ma ci sarà pur qualcosa all'interno di me quando ho letto questo libro del dottor Sarno, e quando ho letto quel libro del dottor Sarno dopo 2 o 3 settimane il mio dolore cervicale è svanito, assolutamente, è svanito, e lì ho capito che era il sistema nervoso il problema, non era il mio collo, che poi ovviamente il collo andava a
stringere, ma perché il sistema nervoso era sensibile e andava in contrazione. Quindi questi sono i 4 punti che ti ho detto oggi. Veramente è possibile ritornare a stare bene. Fidati di questo percorso, non è un percorso, diciamo, con una linea, cioè non è lineare, non è qualcosa che adesso leggiti il libro del Torsarno e domani stai bene. No, perché la maggior parte si porta delle grandi aspettative da questo libro e poi dice, ma io l'ho letto, sì, sto meglio, ma non mi ha dato poi tutto quello che pensavo. Io non avevo aspettative quando ho letto quel libro lì, perché non conoscevo nessuno nella mia sfera di amici o di familiari o di conoscenti che avesse letto quel libro. Era solo quel dottore Andrew Weil, benedetto, che mi ha indirettamente dato questo indizio. Ho letto il libro, ho detto cavolo, questa roba qua è potente perché io non ho dolore. E dopo qualche giorno, dopo qualche settimana ho detto ma che strano, cioè solo dalla lettura del libro. Oggi posso dirti che c'è stato un grande lavoro indirettamente di inconscio, cioè il mio inconscio si è trovato a esprimere tutte queste cose, di portarle alla consapevolezza, quindi quando dico esprimere vuol dire semplicemente portare alla consapevolezza e tutta questa energia è svanita. Secondo me, dal punto di vista energetico, dal punto di vista quantistico, questa consapevolezza ha portato questa energia fuori dal mio corpo e il mio corpo non ha più bisogno di quell'energia bloccata dentro. Ecco che quando dico energia bloccata dentro, parlo proprio di non solo contrazione muscolare, ma proprio energia bloccata. Non lo possiamo vedere con la risonanza magnetica questa, con la medicina convenzionale, non lo possiamo vedere. E posso dirti anche che attraverso Neurobalance, che è il mio percorso di terapia, c'è sia la psicoterapia che ovviamente la parte di consapevolezza e anche la parte pratica, esempio scrittura espressiva, il tapping EFT è questo qua, la meditazione, perché ti porta consapevolezza a tutto ciò ed esprime quella consapevolezza. La scrittura espressiva cosa fa? Esprime quella consapevolezza. Non vuol dire aggiustare, non vuol dire che devi essere nuovamente in controllo delle tue emozioni. No, basta controllare. Stiamo controllando già troppo nella nostra vita, ecco perché siamo arrivati in questa condizione. Non so a che punto sono arrivato del video, probabilmente sono passati anche più di 20 minuti e ultimamente ogni volta che faccio un video mi perdo in topic che vanno fuori da quello che volevo. Spero che ti ha dato una mano, fammi sapere nei commenti, fammi sapere se questa tipologia di video un po' più easy ti aiutano a capire di più, perché prima stavo magari alla lavagna o stavo con la webcam del computer o delle slide. Secondo me dobbiamo un po' eliminare questa storia dell'autorità, cioè vedi, io sono adesso ho degli indumenti che non sono indumenti di un fisioterapista, perché non voglio far passare l'autorità. È vero, dico che sono un dottore in fisioterapia, secondo me questo è importante per dare credibilità forse a quello che dico, ma forse la cosa più importante è l'autenticità e dire come stanno le cose. Molti fisioterapisti, molti medici andranno contro a quello che ti sto per dire e più diventa grande questo canale, che miro a farlo diventare grande, ma perché questa cosa secondo me dovrebbe passare su tutte le persone d'Italia. Siamo più di 5 milioni di persone che soffrono di dolori cronici e secondo me almeno un 50% ha dolori psicosomatici e tutte queste persone non hanno una soluzione. Non gli è stata data la soluzione. Secondo me questa soluzione doveva essere data dal medico, dal fisiatra, dal neurologo, eppure dal reumatologo, eppure tutto questo sembra fuffa. Ma quando una vita di una persona cambia, e gli cambia totalmente, senza tutte quelle cose che il reumatologo, il fisiatra e il neurologo dice, quella persona lo vuole dire a tutti. È la stessa cosa che è successa a me. Io lo voglio dire a tutti, poi ti fai tu la tua opinione. Se non ti piace, esci dal canale, non mi vedrai più, siamo amici come prima, per me va bene. Se invece questa cosa ti risuona, porta consapevolezza e vedi cosa succede. Molto probabilmente dopo la lettura del dottor Sarno, del libro,
tu avrai dei cambiamenti, sono sicuro, però devi avere il coraggio di avere la mente aperta e di aver pazienza in questo percorso. Quanto ci metterai non è importante se questa cosa ti cambierà la vita, ti cambierà la vita, sono sicuro. Che tu abbia dolore al collo, che tu abbia cervicalgia, emicrania, mal di schiena, qualsiasi problema cronico, perché quello che ci hanno detto fino ad oggi la medicina convenzionale è che il problema è corporeo, invece non è corporeo, è nella consapevolezza, è nel nostro inconscio, nel subconscio, nel sistema nervoso, nello stress, nel controllo, tutto ciò, nello stress soprattutto. Fammi sapere nei commenti cosa pensi di questo video e ci vediamo al prossimo.